Ciao ragazzi, le vedete queste belle signore così tutte intente a lavorare? Sappiate che queste vi prendono per la gola e sapete come fanno? Preparando quello che state vedendo su quel tavolo, ovvero i roffioi di sanguinetto, perché è qui che ci troviamo nel loro laboratorio e queste sono le signore che confezionano questi dolcetti così buoni, questi fagottini ripieni. Aspetta che facciamo un breve ripasso e andiamo a capire che cosa sono. I ruffioi sono il dolce tipico di Sanguinetto e quindi è una tradizione che si tramanda ancora dalle nostre nonne e la seconda settimana di settembre, fine settimana di settembre, prepariamo questo dolce. Come sono fatti? Allora, la sfoglia richiama le chiacchiere, farina, burro, grappa, zucchero, lievito e lo lasciamo riposare la sfoglia. Dopodiché c'è il ripieno. Il ripieno Ecco, è molto importante. Quello è il bello, anche perché ci sono dei piccoli segreti che ovviamente non possiamo quelli svelare. non possiamo vero? svelarli, quelli Gli no. ingredienti almeno possiamo dirli. Gli ingredienti sì. Allora, cioccolato, amaretti, cedrini, biscotti secchi, cacao amaro, zucchero, anice, rum e amaretto di Saronno. Poteva mancare. Capito? È un ripieno molto ricco per un dolce che è veramente speciale, unico nel suo genere. Sappiate che queste signore, guarda che belle, ve le faccio vedere perché meritano. Queste signore le vedrete all'opera anche a Isola della Scala in occasione della Fiera del Riso il 28 settembre in Piazza Martiri della Libertà alla festa sull'Aia, perché lì celebreremo anche queste tradizioni. E mi aspetto lì, Daniele. Ci aspetti lì e prepareremo in diretta il nostro dolce dal ripieno alla sfoglia e poi li friggeremo. Quello è importante perché così li gusterete. E si potranno assaggiare. In economia qualcuno adesso è pronto da poter... Un attimo di pazienza, non ce l'ho subito pronto. Cosa dici? È grave? Tocca aspettare. Un pochino sì, un pochino grave. Insomma dai, fino al 28 tieni duro. Coraggio. Coraggio. Grazie Daniela e grazie a voi signore, guardate, me lo fate un saluto. Ciao. Ci vediamo a Isola della Scala e sarà molto gustoso e molto divertente.